Siamo quasi a quota 1000, Passo Solarie, qui c'è il monumento al primo caduto della prima guerra mondiale, Riccardo Giusto, e vedete questa distesa di alpini, sono centinaia coloro che hanno raggiunto la cima per gustarsi la discesa della tappa del Giro. Qui il transito dei ciclisti dopo il Gran Premio della Montagna è a 60 all'ora. In mattinata c'è stata una cerimonia alla presenza delle fanfare sezionali della Giulia, un grande entusiasmo per un giro, una tappa attesissima. Io vorrei andare un attimo da uno dei protagonisti di questo evento, che vuole essere un evento in onore di Riccardo Giusto. Presidente Soravito, ben ritrovato. Buongiorno e buongiorno anche ai telespettatori, perché ovviamente fare una diretta in questo luogo simbolo della Grande Guerra per il primo caduto Riccardo Giusto, credo che sia un qualcosa di meraviglioso, non per il caduto ma per la cerimonia che noi, perché vogliamo ricordare chi ha dato la vita per la patria, e da questa parte ovviamente è passato il Giro. Agnese Mico è la presidente della Filarmonica di Vergnacco e della fanfara ANA della sezione di Udine. Siete voi i protagonisti musicali di questa giornata importante? Sì, per noi è veramente un grande onore essere qui. Siamo stati adesso alla Dunata a Rimini e in preparazione anche della Dunata di Udine. Questa tappa proprio ci dà grinta per proseguire al meglio. Signora, lei da dove arriva? Arrivo da Casacco assieme alla banda filarmonica di Vergnacco, accompagno il mio compagno, il mio amoroso, che fa l'alfiere appunto con... Lei è venuta in bici fin qua su? No, a piedi forse sì, ma in bici no, ecco.